Il Tribunale dei minori di Mestre giudica la figlia adottabile, la mamma disperata si dà fuoco davanti a Palazzo di Giustizia, ora gravissima in ospedale. Caccia ai giovani bulli razzisti che hanno insultato e preso a sputi la giovane studentessa di origini cinesi, la solidarietà del sindaco di Venezia, sei come mia figlia, atto infame. Grave incidente sul lavoro all'anificio Paoletti a Pollina, un operaio è rimasto incastrato con una gamba in una pressa, trasportato con l'elisoccorso al Cafoncello, si trova ora in prognosi riservata. È morto Libero Bendini, l'anziano che assieme alla moglie venne barbaramente picchiato da una banda di rapinatori entrati in casa. Sabato nel lago di Iseura è stato recuperato il corpo senza vita di una donna, è stato identificato come quello di Rosanna Sapori, giornalista molto nota anche in Veneto, aveva condotto programmi su Antenna 3 e Telenord-Est. Giovane coppia di Treviso esce per comprare le pizze e ritorna un quarto d'ora dopo. Si trovano faccia a faccia con i banditi in fuga. La facoltà di medicina arriva a Treviso, oggi l'annuncio del presidente della regione Zaia, le auree verranno ospitate nella cittadella della salute. Crisi in casa calcio Padova dopo la sconfitta con il Modena, esonerato Salvatore Sullo, al suo posto arriva Andrea Mandorlini. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con il dramma della disperazione che si è consumato a Mestre, la figlia viene dichiarata adottabile, la mamma si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori. La figlia di 8 anni è stata dichiarata adottabile e intravedendo quella separazione definitiva ha compiuto un gesto drammatico. Nel piazzale davanti al Tribunale dei minori di Mestre si è cosparsa di benzina, si è stesa a terra e si è data fuoco. Intubata sul posto una mamma di 50 anni di origini marocchine residente a Padova, dapprima ricoverata all'ospedale dell'Angelo, è stata trasferita al centro Grandi Ustionati della Città del Santo. Gravissime le sue condizioni, la prognosi è riservata. Prima di tentare di uccidersi, la donna ha piantato sull'aiuola davanti al tribunale di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa un cartello di denuncia nei confronti del padre della ragazzina, un professionista di casier. La foto di papà e figlia, le pesanti accuse di aver devastato l'infanzia della piccola e di aver fatto di tutto per allontanarsi da lei. Infine la scritta, ben visibile, vergogna. I primi a intervenire con estintori e una coperta antincendio sono state 3 guardie giurate e un dipendente del tribunale. È stato un attimo, ha raccontato uno di loro ancora scosso. La cinquantenne si era recata poco prima in cancelleria, aveva chiesto di parlare con il giudice assegnatario del fascicolo, ne aveva chiesto copia, ma senza attendere i documenti. Era uscita per tornare di lì a neppure un'ora, dandosi fuoco davanti all'ingresso. Il Tribunale dei minori ha chiarito in giornata che l'adottabilità della ragazzina era stata decisa a causa del forte disagio psicologico dimostrato dalla donna e comunque dopo vari interventi di supporto alla genitorialità e da ultima una verifica delle capacità dei genitori non conviventi di dare alla figlia le necessarie cure mentali e morali. La piccola era attualmente affidata a una struttura protetta per tutelarla, secondo il tribunale, viste le condizioni della mamma. Il padre, scosso dalla vicenda, ha accettato di parlare alla presenza del suo avvocato Andrea Nieri. Questa signora è sempre stata aiutata fin dalla nascita della bambina economicamente. La bambina è sempre cresciuta non mancandogli assolutamente niente. Io continuo attualmente a vedere la bambina ogni 15 giorni e la mamma però gli è stata tolta questa possibilità. Oggi è successo questo. Una relazione ben presto finita, un rapporto negli anni turbolento, complicato dagli atteggiamenti imprevedibili della donna. 3 anni fa la decisione di riconoscere la bambina, ma le accuse, le ripetute scenate, addirittura le denunce rendevano impossibile, secondo il genitore, prenderla con sé, subendo le continue incursioni della cinquantenne. Io alla bambina sono affezionato, l'ho vista anche oggi, da mezzogiorno all'1:30 e sono felice di averla vista. Io ho chiesto al tribunale di non perdere la bambina, perché io la bambina voglio continuare a vederla. Spero che il tribunale tenga conto di questa mia richiesta volontà.
Potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza i due giovani che hanno insultato e preso a sputi una giovane studentessa di Ca' Foscari di origine cinese sul treno Venezia-Rovigo. Dure le prese di posizione della politica. Sentiamo. Molto scossa e in lacrime, così è apparsa al capotreno del Venezia-Rovigo delle 11:50 del 18 gennaio Valentina, la studentessa universitaria di origine cinese presa pesantemente di mira da due ragazzi con insulti razzisti e sputi addosso nel treno che la stava riportando a casa. Il rapporto del capotreno conferma quanto la 19enne aveva denunciato su Facebook, postando anche una fotografia che testimoniava come fosse ridotto il suo posto dopo il raid dei due giovani. Nel vagone, secondo il racconto della ragazza, c'era solo un altro passeggero che non è intervenuto. Non sono presenti telecamere di videosorveglianza, che comunque sono attive sia al binario di Mestre, dove è iniziata la vicenda, che a Padova, dove sono scesi i due giovani. Alla ragazza, insomma, le nostre più profonde parole di amicizia, di solidarietà, e appena sarà possibile, se sarà possibile, la incontrerò volentieri a Ca' Farsetti, la inviteremo lì per dirle che insomma la città non è questo, insomma, purtroppo delinquenti di questo ce ne saranno sempre, ahimè, ma noi dobbiamo tenere la barra dritta. La ragazza assolutamente è italiana, una nostra amica, una nostra parente, nostra sorella, nostra figlia, c'entra niente se sia di origine cinese. Il sindaco di Venezia non è l'unico a voler incontrare Valentina. Anche il direttore regionale di Trenitalia, Tiziano Baggio, si è dichiarato disponibile ad incontrare la ragazza per esprimerle la sua solidarietà. Ma il caso di Valentina, che vive a Badia Polesine e frequenta lingue orientali a Venezia, è salito immediatamente anche alla ribalta nazionale. Nell'assoluta gravità di queste notizie, ha scritto su Facebook la ministra delle pari opportunità Elena Bonetti: mi ferisce che a rendersi colpevoli di questi atti tremendi siano dei giovani, probabilmente minori. Vigliacchi due volte, e secondo me se sono uomini si costituiscono. Dicono siamo stati noi, avevamo bevuto, avevamo fumato, perché si sono fumati veramente tutto secondo me per fare una roba del genere, allora ancora potremmo definirli uomini, che possono ancora diventare uomini, sono giovani, e questa è una cosa che non accetteremo mai. Sappiano tutti che a Venezia queste cose non saranno tollerate. Il capotreno, che è rimasto con Valentina per il resto del viaggio, ha scritto nel rapporto di averle consigliato di denunciare l'accaduto alla polizia ferroviaria di Rovigo, che, contattando i colleghi di Padova, avrebbe potuto far visionare le telecamere del marciapiede del binario. Le forze dell'ordine sono le uniche che possono visionare i filmati di videosorveglianza. Ed ancora cronaca, sfruttavano ditte in difficoltà economica per far acquistare auto in leasing che poi venivano riciclate e rivendute in Spagna e Finlandia. L'organizzazione è stata individuata dalla polizia stradale, 3 le aziende padovane coinvolte. Maserati, Land Rover, ma anche utilitarie. Era un mercato di auto riciclate fiorente, quello sgominato dalla polizia stradale del Veneto, entrate in azione alle prime luci dell'alba. 3 le persone arrestate, per una è emesso l'obbligo di firma. Un'organizzazione internazionale formata da un 60enne residente a Padova, da un uomo di Vigevano, Pavia, e da un 49enne di origine finlandese residente in Liguria. I 3, attraverso una fitta rete di complici, proponevano a ditte in difficoltà economica l'acquisto di auto in leasing. Le ditte pagavano le prime rate, giusto il tempo di permettere la sistemazione per la vendita dei veicoli. Le auto finivano poi in Spagna e Finlandia, prima volta che questo paese si affaccia a un simile mercato, per essere vendute a prezzi molto inferiori a quelli reali. Un vantaggio economico per gli imprenditori, che poi denunciavano il furto del mezzo. È chiaro che il denaro era straordinariamente inferiore al valore di mercato, però è chiaro che se veniva ceduto un Cayenne da quasi 100.000 euro a 50.000 euro era un vantaggio importante. Parliamo ovviamente di ditte in difficoltà economiche, parliamo anche di imprenditori che nel corso della nostra attività di indagine abbiamo anche sentito dirsi pentiti o straordinariamente preoccupati di finire in galera. 37 le persone indagate nell'ambito dell'indagine partita a fine 2018 dalla segnalazione di una società di leasing su un Porsche Cayenne acquistato da un'azienda padovana di cui avevano poi ricevuto denuncia di furto. Grazie alla collaborazione con le polizie spagnole e finlandesi, il Porsche era stato trovato quasi subito in Spagna. Da qui il via una serie di attività investigative che hanno permesso di recuperare 11 automobili. Un giro d'affari fiorente che nel padovano aveva portato al coinvolgimento di 3 aziende. Dalla polizia stradale l'invito di prestare la massima attenzione ad acquisti di auto a prezzi particolarmente bassi. Oltre alla denuncia per
incauto acquisto sia sempre il sequestro del bene, quindi la macchina ovviamente viene comunque sequestrata anche se si acquista in buona fede. Grave incidente sul lavoro questa mattina all'anificio Paoletti di Follina nel Trevigiano. Sono comunque vinto così lo Spisal, per cui poi i titolari sono non provati di più. Sono ancora sconvolti i colleghi di lavoro dell'operaio 49enne ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Caffoncello di Treviso. L'incidente sul lavoro è accaduto alle 8 di questa mattina nello stabilimento dell'anificio Paoletti di via Cartiera a Follina. L'operaio è rimasto incastrato con la gamba destra in un rullo pressatore, mentre doveva pulire il macchinario per la normale manutenzione. Si è avvicinato ai rulli, i rulli hanno beccato la maglia, lui ha avuto la reazione di abbassarsi quando si è reso conto che sarebbe entrato, di abbassarsi, però è entrato coi piedi. Anche il sindaco Mario Colletta, appena saputo del grave incidente, si è subito recato sul posto di lavoro. La macchina è completamente a norma, ha le sue protezioni nel momento in cui opera a certe velocità, però quando poi mi spiegava il padrone della fabbrica, quando la devi pulire questi rulli si muovono pian pianino in maniera che tu li possa pulire. Però l'imprevisto non si può mai prevedere. Il 49enne che risiede a Follina è stato estratto dai colleghi che lo hanno poi consegnato ai sanitari del SUEM 118, intervenuti sul posto con l'ambulanza e l'elisoccorso partito da Treviso. L'elicottero lo ha trasportato d'urgenza a Caffoncello, dove si trova in prognosi riservata. Mi hanno detto che è in condizioni gravi, soprattutto per il fatto che ha perso tanto sangue. I carabinieri di Cison di Valmarino e gli ispettori dello Spisal dovranno ora ricostruire quanto accaduto e le eventuali responsabilità. Nel frattempo tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia dell'operaio. Speriamo che la Madonna di Follina lo protegga e che ritorni alla sua famiglia. È morto Libero Bendini, l'anziano che insieme alla moglie nel 2016 venne barbaramente picchiato da una banda di rapinatori entrati in casa. Dopo l'agguato era finito in sedia a rotelle. Dopo la violenta rapina in casa era rimasto in sedia a rotelle, ma Ennio Libero Bendini, insieme alla moglie Rosina, aveva sempre preso parte a tutte le manifestazioni sulla legittima difesa. Domenica però, all'età di 90 anni, Libero è morto. Il 20 luglio del 2016 tre banditi fecero irruzione nella sua abitazione nelle campagne di Piacenza d'Adige. I due anziani coniugi vennero picchiati selvaggiamente. I ladri infierirono su di loro con il ferro da stiro bollente. Libero venne colpito ad un occhio e buttato giù dalle scale. Tutto questo per rubare 300 euro in contanti e qualche gioiello, ci raccontò Libero dal letto di ospedale. Le indagini dei carabinieri chiarirono nei mesi seguenti che l'agguato venne messo in atto da due uomini marocchini, poi arrestati e condannati a 7 anni e 4 mesi sia in prima che in secondo grado, ma uno di loro venne subito rimesso in libertà. Una cosa che la moglie Rosina non riusciva ad accettare. La coppia partecipò ad ogni udenza del processo, sia a Rovigo sia in corte d'appello a Venezia. Bendini era molto attivo nelle associazioni che accolgono le vittime di ladri e rapinatori, dove la notizia della sua morte si è rapidamente diffusa. Libero e Rosina lo scorso 5 luglio a Padova parteciparono alla fiaccolata a sostegno di Walter Onicchini, il macellaio di Legnaro che sparò ferendo un ladro che stava entrando in casa. Libero, seduto in carrozzella, seguì l'intero corteo con la moglie. Ho fatto un mese di ospedale e loro 20 giorni erano già fuori perché ci ha detto che faceva il palo quella. Dopo 2 mesi neanche li hanno ripescato di nuovo a Castigliano a rubare di nuovo. E allora quelli hanno la patente, sono proprio dei delinquenti matricolati. Il funerale di Ennio Libero Bendini si terrà martedì pomeriggio a Piacenza d'Adige. E continuiamo a parlare di furti in casa perché l'ultimo episodio è accaduto ieri sera a Treviso, appena fuori le mura. Vittima una giovane coppia che si era allontanata di casa per pochi minuti. Vediamo. 15 minuti. Siamo stati via veramente 15 minuti. Siamo stati da qua fino a Pino, strada ovest, a prenderle, perché erano già ordinate, quindi siamo andati in mano, tornati e... Vanno a prendersi le pizze e al ritorno si trovano i ladri in casa. È successo ieri sera, dopo le 7, ad una giovane coppia che da 5 anni abita in questa villetta appena fuori mura a Treviso. Siamo tra via Piave e via Castello d'Amore, a 2 passi dal comando della Polizia Municipale, e Sandro Mantovani racconta così l'accaduto. Con un arnese ha tirato giù il maniglione della porta blindata e se l'ha aperta.
sono andati diretti sopra in camera matrimoniale, hanno rovesciato tutto, tirato giù completamente tutti gli abiti, qualsiasi cosa, tutto sul letto era, e poi probabilmente non hanno fatto in tempo a fare altro perché siamo arrivati noi, perché giù non hanno toccato quasi niente, stava staccando la luce apposta per stare tranquillo al buio, la presa elettrica. Ed è in quel momento che Sandro e la moglie Donatella sono rientrati scorgendo un'ombra da questa finestra. Perché ho visto la sagoma, mi sono parato qua davanti, perché pensavo fossero, ho fatto talmente veloce io, pensavo fossero scappati sopra. Abbiamo chiamato la polizia, che effettivamente sono stati tempestivi, e con loro siamo andati sopra a vedere se erano ancora sopra. Invece si vede che ha fatto un salto qua e è scappato via tempo zero. Perché l'ho visto là, questa era aperta perché sono andati qua e volato via. Carnagione bianca, corpo atletico e dall'agilità non comune per uno, ma forse due ladri che, nonostante l'allarme lanciato dalla giovane coppia, l'immediata reazione di un vicino di casa e la zona perfettamente illuminata, sono riusciti a dileguarsi in pochi secondi. Oggi c'erano i genitori a portare conforto alla giovane coppia, dando una mano a rimettere a posto le stanze messe a soqquadro e a ripulire dai vetri la veranda per una zona di Treviso che da tempo non veniva visitata dai ladri. Malviventi decisamente non solo spregiudicati vista la zona e l'illuminazione presente, ma sicuramente non nuovi ad azioni del genere, considerando in quanto tempo sono riusciti a scassinare il finestrone con triplo vetro antisfondamento. 3-4 minuti si mettono là e la aprono. Ed ancora furti in abitazione, a farne le spese anche un assessore comunale a Noventa di Piave, che in un post su Facebook dice: teniamoci informati contro questi delinquenti. Noi pensiamo che qui in 2-3 minuti abbiano fatto tutto, quindi rotto, spaccato, entrato e... Rincasare e scoprire che la propria casa è stata visitata dai ladri. L'odiosa esperienza questa volta è capitata a Federico Fantuz, assessore del comune di Noventa di Piave, con delega ai lavori pubblici e proprio la sicurezza. Sono bastate 2 ore via da casa sabato sera con la moglie e le 2 figlie. La cena fuori e poi il rientro. E appena entrati abbiamo visto che c'erano state delle manomissioni proprio qui in salotto e avevano aperto i cassetti, tolto tutti i quadri, abbassato, mosso parecchie cose. I ladri sono entrati dalla finestra sul retro, scardinando le imposte e servendosi di un badile. E per zittire questa cagnolina l'hanno rinchiusa in una stanza della casa. Rubati braccialetti, catenine ed altri oggetti per un valore di circa 3.000 euro. A far male, soprattutto, è la violazione della propria intimità. In un post su Facebook l'assessore ha però voluto sottolineare l'importanza della solidarietà ricevuta, che fa sentire meno soli. Talvolta il cittadino, nonostante il grande aiuto delle forze dell'ordine, è un po' impotente. Io penso che la forza che ha un cittadino, in verità è un cittadino normalissimo, senza nessun privilegio, ed è giusto che sia così, sia proprio quella di non essere soli davanti al problema, no? Perché se in qualche modo ci si può aiutare informandoci e magari cercando di evitare questi episodi che, ripeto, solo per i bambini sono traumatizzanti, perché la nostra bambina più piccola ha 6 anni e chiaramente è 2 notti che non dorme, ha paura del buio. Abbiamo un'ultima ora di cronaca che ci arriva dal Bellunese, morto oggi in seguito al ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando all'interno della sua proprietà, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro, un 73enne di Limana. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio lungo la strada che da Limana sale verso Valmorel, dove sono arrivati subito i sanitari del SUEM con i vigili del fuoco e di carabinieri. Purtroppo per l'uomo, le cui generalità al momento non sono ancora state rese note, non c'è stato nulla da fare. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, subito dopo torniamo in studio per parlare di PFAS. A tra poco. A te. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Nuova udienza nel processo Miteni in tribunale a Vicenza. Sentiamo. Sono state accolte ufficialmente oltre 200 richieste di costituzione di parte civile. È questo l'esito al termine della terza udienza del processo Miteni, che dovrà stabilire il rinvio a giudizio degli imputati accusati dei reati di avvelenamento di acque e disastro ambientale. Il giudice Roberto Venditti ha accolto quasi tutte le richieste depositate da associazioni, enti pubblici o semplici privati cittadini. Tranne quelle che, come leggerete poi nell'ordinanza, non hanno dato prova di avere o svolto alcuna attività concreta
la tutela di beni di tipo ambientale nella loro vita, ed erano le prime due, oppure come nel caso della terra dei FAS, perché si è costituita dopo. E non c'è dubbio che per poter dire che un proprio diritto è stato leso devi esserti costituito prima che si sia verificato il fatto che tu assumi abbia leso il diritto, altrimenti tutti potrebbero costituirsi successivamente e va a vantare danni per in realtà danni che non hanno subito. Soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa dai rappresentanti legali delle parti presenti in aula, in primis la Regione Veneto. La Regione Veneto era direi doveroso che venisse ammessa come parte civile, così come gli altri enti territoriali, tra cui il Comune di Trissino che assisto. Ma la soddisfazione per l'udienza è che il giudice ha accolto la citazione del responsabile civile, in particolare dei colossi, delle multinazionali, in particolare Mitsubishi Corporation, che significa avere una possibilità concreta di ristoro di un danno così ingente come quello per i reati ambientali che sono stati commessi. Ed appunto l'altro elemento saliente dell'udienza è stata l'autorizzazione alla citazione dei responsabili civili, che oltre a Mitsubishi vede ufficialmente coinvolti le multinazionali Chemical Investor International e il fallimento Miteni, chiamati a rispondere per il risarcimento dei danni con il proprio patrimonio. I responsabili civili potranno ancora chiedere di essere estromessi dal procedimento. Potrebbe essere il loro primo intervento all'apertura della prossima udienza, fissata il 23 marzo prossimo. Sabato nel lago di Iseo era stato recuperato il corpo senza vita di una donna. È stato identificato come quello di Rosanna Sapori, giornalista lombarda molto nota anche in Veneto. Aveva condotto programmi politici su Antenna 3 e Telenord Est. Allora, queste elezioni politiche, come politiche europee, amministrative, non sono andate benissimo secondo il suo punto di vista o sono andate bene? Irriverente, uno stile diretto che bucava lo schermo, Rosanna Sapori, giornalista, dopo l'esperienza a Radio Padania, era arrivata in Veneto ed il suo era diventato subito un volto noto della TV per la conduzione di Sapori Quotidiani e l'Urlo in onda su Antenna 3 e Telenord Est. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nelle acque del lago di Iseo, probabile suicidio secondo gli inquirenti. 61 anni, residente nel bergamasco, Rosanna Sapori aveva da anni intrapreso un nuovo lavoro, faceva la tabaccaia. Dalla scorsa estate, dopo una serie di furti subiti nel suo negozio, la sua vita era cambiata, minata dalla paura tanto da spingerla a scrivere con la consueta schiettezza una lettera di fuoco all'allora ministro dell'Interno Salvini. Era scomparsa da casa lo scorso 27 dicembre. Sabato il tragico ritrovamento nel lago di Iseo. La facoltà di medicina arriva a Treviso, oggi l'annuncio del presidente della regione, Zaia. Puntiamo a portare il corso di medicina e chirurgia a Treviso, il che significa formare i nuovi medici direttamente a Treviso dal primo anno al sesto anno. Arriva a Treviso la facoltà di medicina, un obiettivo a lungo inseguito e che ora diventerà realtà già dal prossimo anno accademico. 50 matricole che in attesa degli spazi nella costruenda cittadella della salute potranno seguire le lezioni al Ca' Foncello e negli spazi messi a disposizione dai medici di famiglia e dalla banca dei tessuti, e già si pensa ad un nuovo campus per accogliere gli studenti. Se riusciamo a chiudere la partita incrocio le dita, significa avere 50 matricole all'anno, sono 6 anni, 6 per 5 30 saranno 300 studenti a regime, e poi ci sarà magari qualcuno fuori corso, altre cose, specializzandi, quindi un campus di almeno 500-600 persone alla fine. La presenza dell'Università a Treviso porterà anche investimenti in nuove tecnologie. Noi abbiamo 3 milioni di euro sicuramente, poi tutto quello che è il contorno, visto e considerato che poi immagino che i ragazzi che studieranno qui avranno necessità magari di attrezzature innovative che ancora nella routine ospedaliera non si utilizzeranno, ma che si dovranno acquistare. La scuola di medicina di Treviso accoglierà l'intero corso di studi dal primo al sesto anno. Si laureeranno come medici chirurghi a Treviso, questa è una cosa straordinaria, eccezionale, mai in passato si sarebbe pensato di portare medicina a Treviso. Crisi in casa a calcio Padova dopo la sconfitta con il Modena, esonerato Salvatore Sullo, al suo posto arriva Andrea Mandorlini. Salvatore Sullo non è più l'allenatore del Calcio Padova. Il mister è stato esonerato dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Modena.
Si tratta della terza sconfitta consecutiva per il tecnico napoletano, con appena 7 punti portati a casa nelle ultime 8 giornate di campionato. L'esonero è stato comunicato dal direttore sportivo Sciogliano a Salvatore Sullo questa mattina, quando si è presentato al centro sportivo per gli allenamenti. Sulla panchina biancoscudata arriverà, o meglio ritornerà, Andrea Mandorlini, ex allenatore del Calcio Padova tra il 2006 e il 2007. La società informa che la prima squadra è stata affidata al mister Andrea Mandorlini. Il tecnico ravennate ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2020 con opzione di rinnovo, si legge in una scarna nota della società biancoscudata. Mandorlini avrà il privilegio di allenare il figlio Matteo in forza al Padova. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, subito dopo ITG. Questa sera ospite in studio il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, e poi torna Ring in prima serata a partire dalle 21:15. Ospiti questa sera di Ferdinando Avarino, Giordano Riello, imprenditore, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Stefano Fracasso del Partito Democratico e Andrea Ostellari della Lega. È tutto dunque per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre uno sguardo al meteo prima di salutarci, arrivederci. Bentrovati al meteo. Nonostante la pioggia è ancora allerta rossa per lo smog sul nostro territorio, altre perturbazioni all'orizzonte non ce ne sono e si profilano delle giornate all'insegna dell'alta pressione. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo stabile e anche ampiamente soleggiato con cielo del tutto sereno. Non è esclusa tuttavia qualche foschia o locale nebbia in pianura nelle ore più fredde, soprattutto in serata. Temperature stazionarie minime fino a -5 gradi, valori massimi tra 4 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sugli 8-9 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata, vedete, su tutti i settori. Temperature minime ancora sotto zero, massime sui 6 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.